Cari amici, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG Sport. Apriamo parlando di calcio. Castelnuovo-Mantova è stata rinviata. Il campo impraticabile ha impedito lo svolgimento del match. Ecco le immagini da Sant'Ambrogio Valpolicella. Sono le 14:30 quando il signor Ferrara di Palermo decide ufficialmente di non far disputare il match tra Castelnuovo e Mantova. A Sant'Ambrogio Valpolicella il terreno di gioco, già rovinato dalle scorse partite, è una distesa di fango. È veramente impossibile giocare, anche nelle zone. E io sono anche in una zona dove tutto sommato il campo è ancora decente, ma se andiamo proprio vicino al cerchio di centrocampo vedete che la situazione è assolutamente drammatica. Faccio fatica io a stare in piedi e non sono certo qui pronto per giocare a pallone. Per il recupero le date in programma sono solo due, il 22 e il 29 dicembre. Alternative non ce ne sono, il problema però rimane. Vista l'orripilante condizioni del campo, sembra impossibile che entro il 22 si possa sistemare la situazione. Il Mantova ha proposto di giocare al Martelli il recupero e fuori casa la gara di ritorno. Una soluzione che potrebbe consentire di chiudere con maggiori certezze questo martoriato girone d'andata. Andiamo ora a vedere cosa è successo nel 15° turno di campionato in Serie D. Oltre a Castelnuovo-Mantova è stata rinviata anche la gara tra Pontisola e Solbiatese. Questi invece gli altri risultati: Olginatese-Alzano 0-1, Cantù-Caratese 2-1, Darfo Boario Insubria 0-0, Legnago Virtus Vecom 1-1, Pontisola-Solbiatese ovviamente è rinviata, Castiglione Villafranca 2-3, una beffa cocente per i rossoblù che avanti 2-0 si sono fatti rimontare, sono stati sconfitti 3-2, Voghera Trento 1-0, sconfitta anche la Castellana che è stata battuta 3-1 dalla Colognese. La classifica vede il Mantova comunque sempre primo a quota 29 punti, adesso lo vedremo, eccolo qua, Mantova primo, quota 29 punti, ovviamente con due gare da recuperare, si fa sotto la Colognese a quota 27, Legnago 25 come l'Alzano Cene che è protagonista di una grande risalita in classifica, Cantù e Darfo Boario 24, Voghera 23, Pontisola 22, ma ci sono insomma delle altre squadre che hanno delle gare da recuperare. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Mantova Notizie. Apriamo con il calcio perché è stata rinviata la gara di oggi tra il Mantova e il Castelnuovo Sandrà. La pioggia ha reso impraticabile il campo di Domegliara e ora per il recupero si ipotizza la data del 22 dicembre. Dopo la neve di Voghera, la pioggia di Domegliara, ma sarebbe meglio dire il campo, costringono il Mantova ed i suoi tifosi al secondo viaggio a vuoto. Alle 14:25 di oggi l'arbitro, il signor Ferrara di Palermo, compie un sopralluogo con i capitani di Castelnuovo Sandrà e Mantova e decide che non si può giocare. D'altronde il campo è impraticabile, cioè vai giù con tutta la scarpa, è difficile stare in piedi, poi indipendentemente che non era una partita di calcio si rischiava anche infortuni e cose varie, considerando che noi abbiamo una partita ogni 3 giorni diventava veramente difficile. Ma la rabbia maggiore per i giocatori del Mantova è nelle condizioni del campo che non è stato in grado di reggere l'impatto con la pioggia di oggi, insistente ma non tale da giustificare la quantità di fango che avrebbe reso impossibile il rimbalzo del pallone e lo stesso equilibrio dei giocatori in campo. Era 2 o 3 giorni che si sentiva sta notizia che il campo qua, e anche quando aveva giocato la Castellana, era in condizioni impietose. Purtroppo non è migliorato, alla fine oggi l'abbiamo visto in prima persona in che condizione è il campo, secondo me si poteva fare qualcosa e si deve fare qualcosa. È inammissibile che in Serie D ci siano dei campi in queste condizioni, è inammissibile. Io posso capire in categorie inferiori, ma in Serie D che è semiprofessionismo è tutto, è una cosa che non concepisco e spero che insomma venga fatta una segnalazione. Per il recupero si ipotizza mercoledì 22 dicembre, anche se i biancorossi premono per una ripetizione a campi invertiti. Anche perché io sono dell'idea che qua nel giro di 2 mesi non gioca più nessuno. Secondo lei qualche segnalazione va fatta? Si poteva fare qualcosa per evitare questo stato del campo da parte della società? Non dipende da noi, magari tutti avessero lo stadio che abbiamo noi.